È sempre molto emozionante anche rivedere dei film a distanza di tanti anni nei contesti più diversi. Ora, Sicilia è un posto al quale sono molto affezionato, ho girato il mio film I 100 Passi, ho girato anche dei pezzi della Meglio Gioventù, sono tornato come amico, come turista potrei dire, come appassionato di una terra dove mi sento anche un po' a casa, proprio per le amicizie che sono nate, sono rimaste, quindi per me è bellissimo vedere le reazioni degli spettatori siciliani, in questo caso è un film come Lea che veramente parla, è ambientato da tutt'altra parte, è ambientato in Calabria, è ambientato in parte a Milano, però penso che tratti qualche cosa, anche merito della incredibile, straordinaria, bellissima interpretazione di Vanessa Scalera, che sia un film che trasmette molto, che comunica molto. Io in tutti questi anni, ormai sono passati 25 anni da quel film, io ho partecipato a moltissimi incontri con le scuole, con le scolaresche, e vedendo ogni volta che la reazione dei ragazzi, che all'inizio è sempre un po' chiassosa, come se fosse una piccola vacanza dalla noia delle lezioni, e poi si trasforma invece in attenzione, poi in identificazione molto profonda. E tant'è vero che questo film ha una strana prerogativa, sono passati 25 anni, ma è come se non invecchiasse. Veramente io non ho mai pensato di lanciare dei messaggi, come diceva Hitchcock, se devo mandare dei messaggi vado alla posta. Il film deve raccontare delle storie e le storie che io ho sempre cercato di scegliere sono le storie che appassionano a me, cioè delle storie dove c'è naturalmente l'elemento personale centrale, fondamentale, perché senza che tu vivi personalmente una cosa nulla interessante, ma poi perché ci sono delle vicende personali che si intrecciano con la storia maiuscola, e allora lì è bello quando riesci a fare questo cortocircuito, quando succede. I film è come se si sollevassero leggermente da terra, come se volassero un po'.